Allora, tanti anni fa il WWF aveva deciso di fare un grande convegno nazionale per parlare delle associazioni, naturalmente. Tutte le associazioni le facevano e noi stavamo preparandoci a finanziare anche questo convegno. A un certo punto arrivo al WWF, quell'epoca era in via Salaria, Franco Caria con un altro amico, che ci proposero invece di comprare un pezzo di terra a Torre Salsa, un pezzo di terra con una piccola vigna sul mare, molto carina. Io ero presidente, ne parlai, dice ragazzi, qua abbiamo una scelta, o fare questo inutile convegno, oppure dare una prova ancora di prendere un pezzo in Sicilia, pezzo bello perché Torre Salsa è un posto bellissimo. Il consiglio direttivo fu d'accordo. Comprammo quel pezzetto e naturalmente affidiamo poi tutto il prosieguo di questa operazione a Franco Caria, che lavorò benissimo, tanto a poco questa prima piccola acquisto divenne all'interno di una grande riserva regionale che la regione stabilì su tutto il territorio di Torre Salsa per evitare speculazioni ed altre cose. Per cui la cosa fu molto bella e poi lui continuò sempre a combattere per portarla e per gestirla nella maniera migliore. Andai qualche volta a lui, ne parlammo e scoperse anche cose carine, perché il posto era delizioso, per capire. E oggi questo è un grande successo suo che purtroppo non si è potuto godere perché non è cappato tanto. Ecco, in questo più o meno posso dire, se ti pensi che possa servire. Certo, certo. No, è ovvio che adesso la situazione delle riserve è molto cambiata rispetto a prima. Ce ne abbiamo tante in Sicilia, però... Solo. Però Un'operazione intelligentissima che ha fatto la regione siciliana di affidare alle associazioni delle aree protette, questa è una cosa molto bella. Certo. Ne toccano 4-5 anche in altre torri, in quelle piccola torre vicino, come si chiama, non so, al nord. Caporama. Bravo, Caporama, Sì. poi anche tipo Fondi e poi taline di che sono state le prime. Cosa puoi suggerire agli attivisti, ai volontari? Adesso sono cambiati i tempi rispetto a prima, adesso sembrerebbe che ci sia più sensibilità da parte dei cittadini, della gente comune, ma meno sensibilità da parte delle amministrazioni. Sembra un qualcosa di contrario rispetto a quello che successe prima. Cosa vuoi, diciamo, per dare più forza al volontariato, all'attivismo del WWF e di tutte le altre associazioni? Un tuo messaggio? Il mio messaggio è quello, solamente su imprese e vittorie concrete come quella a Torre Salsa si può coagulare tutto l'interesse della popolazione nei confronti anche delle amministrazioni che molte volte non sono così disposte a sacrificare qualche loro diritto in funzione della conservazione della natura a un territorio concreto e non solamente a parole. E purtroppo per anni e anni siamo andati avanti con parole, chiacchiere, denunce, manifestazioni, ma mai fare cose concrete che possano dare al cittadino il senso di essere partecipi di una grande battaglia concreta. Questa parola è molto importante. Scusa Fulco, io so che la Sicilia è nel tuo cuore e spero che la Sicilia ti dia ancora tante soddisfazioni. Ti aspettiamo. Mi ha dato anche un'aurea honoris causa, come saprai. Sì. Da poco, tra l'altro. In Sicilia, perché ho fatto anche il libro su Sicilia, ho tantissimi amici. Infatti. Ancora di Franco Russo. Va bene. Ti aspettiamo. Grazie. Grazie a te. Grazie, scusa per il disturbo. Ciao. A presto.